notte calamita appesa al frigo, ti strappa ogni mattina un bel sorriso. Ricordi di una gita fuori porta, dove ci accompagnava la speranza. La notte calamita, tutti i sogni, che poi a pensarci bene sono i nostri. Ti chiedo scusa se non mi rammento, che sei da sempre il mio sogno più bello. E rido, adesso rido, perché ho già fatto pace col destino. E con ogni ruga che mi solca il viso, e torno a nascondermi tra le tue braccia per non dar ragione al tempo che passa e a queste ferite che non riconosco, ma poi nei tuoi occhi ritrovo il ricordo di noi. Almeno tu non dimenticarlo mai, almeno tu. Quel giorno mi sembravi sconosciuta, ma ero sicuro che ti avevo amata. Non ricordavo l'iniziale del tuo nome, ma sapevo che eri tu la più speciale. Rido, adesso rido, perché ho già conquistato il mio futuro. Potendo starti ancora qui vicino, e torno a nascondermi tra le tue braccia per non dar ragione al tempo che passa e a queste ferite che non riconosco, ma poi nei tuoi occhi ritrovo di nuovo e torno a nascondermi tra i miei ricordi. Non farmene colpa se non mi ricordo, so solo che oggi sei tutto il mio mondo e che poi nei tuoi occhi la sera ritroverò, ritroverò il ricordo di noi, il ricordo di noi. Na, 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 na. E torno a nascondermi tra le tue braccia per non dar ragione al tempo che passa e a queste ferite che non riconosco, ma poi nei tuoi occhi ritrovo il ricordo di noi. Almeno tu non dimenticarlo mai, almeno tu. Buonasera, buonasera, avete sentito che bellissima canzone? E ce l'ha proposta un ragazzo, Riccardo Buscemi, di Paese. Buonasera a Io tutti. sono un po' emozionata questa sera, guardate che ospiti ho, guardate, ospiti illustrissimi, ma soprattutto questa canzone a chi è stata dedicata e a chi la vuoi dedicare? Questa canzone è stata dedicata a mio nonno, che si chiama Giovanni, e gli mando un bacione, a tutti e due i miei nonni ovviamente, perché mio nonno da un po' di tempo non ricorda più il mio nome, il nostro nome. Quindi gliela dedico tanto, lui ha una forma di demenza senile, quindi un po' in uno stato avanzato, e niente, lo saluto tanto e un abbraccio. E noi abbracciamo tutti i nonni, come ha detto giustamente Luigi, perché sono tanti questi nonni che però sono accuditi anche molto bene sia dai familiari anche in queste residenze per anziani che abbiamo a Treviso e che sono meravigliose, potete credermi. Allora, adesso vi presento subito il presidente della Cooperativa Solidarietà, dottor Luigi Zoccarato. Grazie dottore, grazie di essere qui con noi come presidente di questa importantissima cooperativa. E vicino a lei chi c'è? C'è un'altra dottoressa. Allora, si presenti dottoressa. Buonasera, io sono Lisa Cendrone, sono la responsabile dell'area sociale della Cooperativa Solidarietà. Bene, mentre dall'altra parte abbiamo altre due donne questa sera. Abbiamo un assistente sociale, prego. Io sono Lucia Cavallin, assistente sociale appunto della Cooperativa Solidarietà, e poi vi racconteremo un po' la nostra esperienza. E vicino a lei chi c'è? Una mamma che voi già conoscete, che è? Io sono Raffaella Buzziol, sono mamma di una bambina che parla con la lingua dei segni. Allora, perché sono qui questa sera? Perché voi vedrete dei progetti meravigliosi
come stanno lottando questi genitori per far capire il dopo di noi, il dopo di loro, queste mamme che stanno combattendo una guerra enorme che è la guerra per far capire la lingua dei segni, quanto importante è questa lingua, conoscerla ma soprattutto inserirla dappertutto, perché sono dei ragazzi che hanno bisogno di questa lingua. Adesso vi presento gli ospiti illustri. Allora, iniziamo con Andrea Feltrin. Ciao Andrea, passa il microfono, è una donna ma partiamo da qua perché lei ha dato il microfono, il gelato. Buonasera, io sono Andrea Feltrin, un ragazzo ipovedente e lavoro presso la cooperativa Solidarietà da 8 anni. Quanti anni hai Andrea? Ho 39 anni. Bene, poi chi c'è? Passa il gelato di qua. Adesso siamo con Pietro. Sono Pietro. Quanti anni hai? 50 anni. 50 anni, Esatto. lo dice anche con un bel sorriso. Pietro Esatto. poi 50 anni. Esatto. E tu come ti trovi in questa cooperativa meravigliosa? Allora, io mi trovo molto bene, sono contento e faccio da mangiare, faccio anche stiro, Ecco, fai tutto. faccio tutto, quasi tutto e passi il gelato basta. a questa donna meravigliosa che è... Come ti chiami? Luana Bianchin, io invece ho 35 anni, mi trovo molto bene, molto sì, e mi trovo bene con i miei amici. E tu cosa fai? Io lavoro in una casa di riposo a Rosa Salivani, dove ci sono tutte le signore anziane, e ringrazio anche loro di essere qui. Ma sono poco meravigliosi queste persone, questi ragazzi, io li chiamo ragazzi. E adesso a chi passi il gelato, Luana? Come ti chiami? Al mio ragazzo. Al suo ragazzo, vedete? Li abbiamo messi anche assieme, il suo ragazzo. E si chiama il suo ragazzo? Io sono Enrico di Treviso, ho 38 anni, vado per i 39. Diciamo che non mi sento un ragazzo. Cosa ti senti? Ogni anno che passa mi sento più uomo, più saggio, e quello che vorrei dire che diciamo che sono contento e ringrazio il Presidente e le due cape per far parte del trio Interagendo, per interagire, e mi trovo molto bene. Bene, allora adesso passiamo il gelato a questo tuo amico, prego, che però è accompagnato dall'assistente sociale che avete capito perché. Allora spieghiamo chi è Mario Dalbò. Guardate lui come scrive, perché lui scrive. Allora io do la voce a Mario in questo momento. Io sono Mario. Mario Dalbò. E quanti anni hai Mario? 53. E Mario ha 53 anni. Vedete la ricerca dove è arrivata? Queste persone che una volta era impensabile che potessero comunicare, invece avete visto cosa vuol dire anche investire nella ricerca per aiutare loro. Allora Presidente, io partirei subito da lei. Intanto grazie per aver accettato questo invito, di essere qua questa sera con noi, ma soprattutto grazie per aver dato dignità a queste persone che fino a pochi anni fa non si vedevano, molti familiari addirittura li tenevano nascosti, mentre adesso finalmente respirano, hanno la loro dignità grazie anche a queste strutture che voi avete creato, queste cooperative di solidarietà che sono importanti di più per far capire che sono delle persone eccezionali che vanno solo aiutate nel loro percorso di vita. Prego Presidente.
La cooperativa Solidarietà è nata 37 anni fa, si occupa appunto di inclusione sociale, quindi un'attività con le persone con disabilità. Abbiamo 2 comunità alloggio con 30 persone e 2 CEOD, 2 centri diurni occupazionali con circa una 40 persone con disabilità che operano a livello di artigianato della ceramica, di falegnameria, di tipografia, di composizione, ecco, realtà che fanno sentire queste persone utili, necessarie. Ecco, la disabilità non può essere un problema, ma diventa un qualcosa di valido, di utile per la società. Allora, io e lei abbiamo parlato, poi vedrete anche i filmati, nel momento che questi familiari hanno deciso di rimboccarsi le maniche e di dire e di combattere per il dopo di noi, perché questi ragazzi, quando loro non ci saranno più, dovranno avere la loro dignità e la loro storia di vita in un percorso veramente facile e dignitoso. Quanto importante è investire in queste strutture così importanti anche per la famiglia? È importante, noi investiamo molto su queste persone e credo che ci sia anche un supporto della famiglia, nel senso che la famiglia si fida molto, ci sostiene, ci aiuta nel sostenere queste persone che abbiamo nelle nostre strutture di comunità e di centro diurni. Noi siamo anche molto legati alle istituzioni, noi abbiamo la convenzione con l'ULSS che per gran parte ci aiuta, ecco, in questo servizio, in questo lavoro. E poi abbiamo anche molteplici attività all'interno delle nostre strutture che ci permettono non solo di assistere queste nostre persone, ma di dare loro una dignità, un lavoro, un contatto, relazioni con il territorio. Ecco, molto apprezzato questo stile, questo ambiente, questa apertura che abbiamo verso il territorio con appunto le nostre persone che diventano i maestri, ecco, di alcune forme di artigianato, di sensibilità, di volontà di essere, ecco. Quindi anche un discorso culturale rispetto a un territorio, un incontro di persone normali che si incontrano anche con persone che hanno qualche problema. Ecco, qualche difficoltà, diciamo. Soprattutto con i ragazzi durante l'estate c'è questo incontro, ecco, tra persone che aiuta molto, ecco, interagire anche con altre realtà. Allora guardiamo il primo servizio per capire bene cos'è la cooperativa Solidarietà e dove è nata. Ciao grande famiglia, guardate dove vi ho accompagnato oggi. Siamo a Monigo, alla cooperativa Solidarietà. Ci sta aspettando il presidente Luigi Zoccarato. Buongiorno presidente. Benvenuti. Grazie. Allora, cosa ci farà vedere questa mattina? Vi faccio vedere una casa splendida, una comunità meravigliosa che accoglie le persone con disabilità. Con progetti, noi facciamo progetti di inclusione, facciamo lavorare anche i nostri ospiti, ci sono i centri diurni e i centri occupazionali dove le persone lavorano. Ci sono le comunità alloggio, qui abbiamo una comunità alloggio di 9 persone che risiedono e lavorano durante la giornata. Quando è nata questa cooperativa? Nasce 37 anni fa da un gruppo di volontari che si sono incontrati e hanno detto: cosa facciamo per le persone meno fortunate, con più problematiche? Cosa possiamo fare? Diversamente abili. Diversamente abili, possiamo chiamarle anche così. E allora c'è stato il Comune di Treviso che ha messo a disposizione questa area. E in questa area si è cominciato a lavorare, a costruire, a realizzare con pochi operatori, con poche persone con disabilità, e un po' alla volta questa realtà è cresciuta fino ad avere circa 30 persone in comunità alloggio e 40-50 persone nei CEOD che appunto abbiamo a disposizione. Bene, allora continuiamo il nostro percorso.
Presidente, qui non siamo entrati in un CEOD, ma bensì in una comunità alloggio, che è una cosa diversa. Spieghiamo la diversità, perché qualcuno ancora non sa la diversità tra CEOD e comunità alloggio. Allora, la comunità alloggio è una residenza, una casa per le persone con disabilità, dove risiedono. E mentre i CEOD, i centri occupazionali, centri diurni, è un impegno giornaliero di attività delle persone con disabilità. Allora, conosciamo, tu sei? Come ti chiami? Amedeo. Amedeo. Ti piace stare qua, Amedeo? No, dove vorresti andare, Amedeo? Casa? A casa. E ha detto voglio andare a casa. Era anche un lavoratore, lei stava spiegando. No, Amedeo è una persona preziosa per la cooperativa Solidarietà. Lui è addetto alla raccolta delle carte, delle cartacce che trova in giro e le deposita tutte in un cassonetto speciale. Lui le sbriciola e le porta tutte in un cassonetto, raccoglie altri oggetti che non servono e tiene ordine all'interno della nostra realtà. Hai capito, Amedeo, che bravo. Qui siamo con... E tu come ti trovi qui? Bene. Bene, Allora non è come Amedeo, tu invece stai bene qui al caldo, Sì. vero? E tu cosa fai di bello? Che lavoro fai? A Baduere. A Baduere. A Badoere tu vai invece. Ok, e poi siamo con... Alessandro. Allora, Presidente, quello che si nota è la grinta che hanno, cioè la voglia anche di parlare. Qui siamo con Mauro. Mauro, e tu come stai, Mauro? Bene. Stai bene? Tu che lavoro fai, Mauro? Lampadari. Lampadari te fa, mamma che bravo! E ti piace fare i lampadari? Sì. Bene, sono contenta e anche il sorriso. E noi siamo invece con L'operatrice della comunità, Katia. Con Katia. Allora Katia, vedere questi uomini veramente sereni è una cosa che ti apre il cuore e questo lo dobbiamo a voi e ve lo dico io personalmente, ecco, siete veramente in gamba. Perché per loro è molto importante stare sereni. Sì, allora, si parlava prima col Presidente, questo progetto nato ancora 37 anni fa, il dopo di noi. Già questi genitori pensavano al dopo di noi e c'è chi si è rimboccato le maniche e ha creato questa meraviglia. Cosa vuole dire, Katia? Cosa vuol dire vivere con queste persone? È come avere una seconda famiglia, perché sì, ormai, a parte che è da tanto che sono qua, ma siamo tutti della famiglia. Allora, qui siamo nel soggiorno, sono ancora ospiti, ce n'è uno che sta dormendo perché mi dicono che qualcuno ieri sera ha fatto bagordi, vero Presidente? Perché a dicembre bisogna fare bagordi. Ci siamo trovati con tutti i nostri ospiti delle due comunità e con i loro familiari e abbiamo cenato insieme, è stato un grande momento di festa. Bello, bello. Allora li conosciamo anche questi ospiti, che la Mirella Piazzi conosce. Tu sei? Giuseppe, tu. Giuseppe. E tu hai fatto bagordi ieri sera, Giuseppe? No. Come no che c'è il sorriso? Sì che hai fatto bagordi. No. E tu sei? Dario. Dario, e tu a che ora sei andato a letto, Dario? Tardi. Tardi, hai fatto bagordi, Dario? Sì. E ti piace far bagordi? Tanto. Tanto? Ecco qua, e qua siamo con Dario. Dario, anche tu, e tu hai fatto bagordi, Dario? Sì. Ti vedo distrutto, te hai fatto proprio bagordi, Ma complimenti soprattutto, guardate, per la tranquillità che io vivo e respiro. Ecco, qui abbiamo la cucina, una pulizia eccezionale, complimenti Katia, guardate, questa è la cucina, perché c'è un appartamento per loro a disposizione con le camere, in maniera che loro rimangono qui e perciò vivono questa famiglia, che per loro è proprio la famiglia. Pensate quanto importanti sono queste strutture, quanto bisogna aiutare queste strutture che sarebbero il dopo di noi. Katia, io sto vedendo un albero bellissimo fatto con delle ortensie secche e dei lavoretti fatti da questi uomini. Sì, questi alberelli qua. Guardate che belli. Questi tutti fatti dalle persone che vivono in questa comunità. Nei pomeriggi facciamo diverse attività. Ma guardate, oltre a questi c'è chi va a calcio, chi va a basket, chi va a nuoto. Qui vediamo le camerette, sono da 1, 2 letti, 3 con forme. Complimenti. Allora Presidente, qui siamo su un laboratorio, qui cosa viene fatto? Ceramica, maglieria e bomboniere. Questi sono due articoli che sono in vendita in questa stagione
e altri in ceramica che mettiamo a disposizione della gente che ci viene a trovare e sono in vendita. Guardate che bello. Per Natale. Presidente, c'è qualcuno che vi dà lavori anche dall'esterno allora? Abbiamo anche questa settimana avuto un approvvigionamento di scatole con le lampadine, lampadine che vengono sistemate all'interno di queste scatolette. In maniera che si fanno lavorare questi si fanno lavorare anche i nostri ospiti. Una cosa incredibilmente utile. Questo è un po' in disordine, però capite che ci stanno lavorando. Esatto. Perciò se qualcuno vuole, vi prego, venite ad acquistare questi oggetti perché meritano, perché è il futuro di questi ragazzi. Ecco, anche la vendita di questi prodotti per loro è molto importante. Guardate che belle, queste sono le ceramiche, guardate che belle. Qui stiamo entrando in tipografia, vero Presidente? Guardate la tipografia. Ovviamente al sabato e la domenica la tipografia è chiusa come i nostri CEOD. Ecco qui di lato abbiamo delle postazioni dove lavorano, operano le persone della nostra cooperativa. Presidente, lei mi sta facendo vedere una rivista, bellissimo nome, Il Creato. Sì, questo numero abbiamo voluto intitolarlo Il Creato. Perché Il Creato? Perché all'interno del Creato ci sembra di avere un'attenzione particolare per due realtà. Prima la persona con i suoi diritti, con i suoi doveri, soprattutto l'attenzione alla persona che è meno fortunata di altri. Ecco, questa è la prima attenzione da avere. E poi l'ambiente, la terra, noi siamo attenti a queste due realtà che si sposano insieme. Qui siamo entrati in un secondo laboratorio, bellissima, guardate che oggettistica confezionano questi ragazzi, guardate che belli, e sempre con materiale riciclato, tutto materiale riciclato. Qua abbiamo delle foto bellissime. Sì, questi sono i nostri ragazzi. Avete sentito il Presidente come li chiama? I nostri ragazzi, sono nostri ragazzi. Ecco qui siamo entrati nel punto vendita. Le persone che vengono ad acquistare nella nostra realtà trovano solo prodotti di tipo biologico. Perciò chi volesse venire ad acquistare può venire qui tranquillo. Tutti i giorni, Presidente? Non tutti i giorni, abbiamo delle giornate stabilite. Siamo aperti il martedì tutto il giorno, il giovedì il pomeriggio, il venerdì tutto il giorno e il sabato mattina. Qui, Presidente, siamo davanti a un nuovo progetto. Sì, questo è un progetto che ci sta molto a cuore. Al piano terra avremo la mensa per le nostre persone residenti e dei CEOD, e abbiamo anche uno spazio importante per la cucina, per una cucina che potrebbe diventare laboratorio. Sarebbe un ampliamento. Sarebbe un ampliamento, sì, un ampliamento. Allora, tante belle idee, tanta voglia di fare, però ci vogliono soldi. Allora, come siete finanziati? Allora, noi teniamo molto il contatto con l'amministrazione comunale, con le amministrazioni dell'ULSS e con la regione. Abbiamo un supporto anche di tipo economico da questo rapporto. Questa è un'area che è un'area di proprietà del Comune di Treviso. Noi in 30 anni abbiamo investito molto in quest'area e di questo noi non siamo proprietari. Proprietari di quest'area è il Comune di Treviso. Per quello che continuiamo a dire al Comune di Treviso che abbiamo bisogno anche di un sostegno finanziario. Avete capito quanto è importante aiutare queste persone, e gli amministratori devono capire veramente di investire su queste realtà, che noi tutti saremo grati a loro, perché qui si vede, si tocca con mano dove vanno a finire anche i soldi pubblici. Allora, dottoressa, adesso mi rivolgo a una donna, Lisa Cendron, che è la responsabile area sociale. Vedendo questi progetti, sentendo questi ragazzi, questi uomini parlare, soprattutto questi volontari anche, non le viene da dire aiutateci alla grande, perché stiamo facendo un lavoro enorme. Cosa vuol dire per lei lavorare in questo settore? Allora, devo dire che negli ultimi anni si è creato un bel gruppo di lavoro e le direttrici che abbiamo cercato di seguire vanno nella direzione dell'inclusione sociale. Ecco.
Per me personalmente lavorare in questo settore non è solo mettere a frutto una professionalità, è anche come cittadina in qualche modo contribuire a generare valore sociale. Questo lo dico perché il lavoro che abbiamo cercato di fare in questi anni è stato proprio quello di andare nella direzione che ci suggerisce la Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità e creare sempre di più, oltre ai servizi consolidati che abbiamo, che avete visto insomma nel video, creare sempre nuove opportunità un po' al passo coi tempi e coi bisogni che cambiano sostanzialmente. E star seduta e vedere queste immagini, questo servizio, cosa ha provato, dottoressa? Beh, è sempre bellissimo comunque vedere i frutti del proprio lavoro. Per me solidarietà è una famiglia, come penso lo sia anche Come ha detto Katia, per i miei giustamente. colleghi, sì. E il bello di una famiglia è che si è un po' tutti alla pari, ecco, quindi per noi le persone con disabilità non sono persone di cui prendersi cura, ma sono persone, punto, con cui crescere assieme. Adesso andiamo dall'assistente sociale Lucia Cavallin. Anche a lei, dottoressa, vedere questi volti sereni, ecco, queste comunità, questi casi alloggio che sono meravigliosi nel vero senso della parola, perché noi assistiamo delle volte a dei messaggi negativi, sembra che tutto sia negativo in queste case famiglie, in questi istituti, invece qui vediamo una realtà bellissima. Cosa dice? Ma allora io credo appunto che l'impegno della realtà della cooperativa sia anche quello proprio di coinvolgere il più possibile il territorio. E al di là di coinvolgere il territorio, l'altro aspetto è quello di coinvolgere appunto i diretti interessati, le loro famiglie, e credo appunto che la domanda importante e il lavoro anche che ci stiamo ponendo in questo, in particolare insomma negli ultimi anni, sia proprio quello di intercettare quelli che sono i bisogni, con un lavoro di confronto con le famiglie, con le persone con disabilità, perché chi più di loro può davvero sapere quali sono le necessità e aiutarci a delineare le proposte nel modo migliore, più confacente a quelli che sono i loro bisogni. Dottoressa, come si pongono i familiari nel momento che portano i loro figli, i loro ragazzi in questa struttura? Cioè l'ansia che hanno maggiore, qual è, dottoressa? Allora, una frase che a me ha colpito molto di una madre e che mi porto sempre dentro è questa. Questa mamma diceva: io per mia figlia desidero un focolare, e credo che questo debba essere il nostro impegno, ed è il nostro impegno sia nelle nostre comunità alloggio che appunto nelle progettualità innovative che stiamo promuovendo, come quella che è rappresentata qui da Pietro, Luana e Enrico, quindi questi appartamenti, quella di creare delle situazioni di vita reale, delle case, dei luoghi di vita vera. Che ecco. sono molto importanti. Chi è che ha il gelato adesso? Allora Luana, dimmi, vedendo i tuoi amici qui, cosa hai provato? Qualcuno mi diceva: io li conosco. Dimmi Luana. Anche io ne conosco uno, in effetti. Guarda che non sia geloso dopo il moroso qua, mi raccomando. Oh, là, è vero? Sì. Vai Luana. Anche noi a volte sediamo sul divano oppure sì, a riposo, però mi è piaciuto vederli anche loro, perché è giusto che anche loro sappiano vivere, perché non possiamo anche noi, ma anche loro sanno che cosa vanno fare una vita normale e bella. Sì. Brava, quello che vedo io. E anche a vivere la vita propria. Bravissima. Non proprio a noi interessati, ma anche loro vogliono capire la vita, insomma. Allora, passa il gelato a... Vai. Pietro. Eccolo qua. Allora, tu hai detto: io conosco quelli che vedevo qua, è vero? Sono amici tuoi? Sono tutti due i miei amici, Ecco. sia Luana e anche Enrico. Sono amici di Pietro. Esatto, e mi trovo bene con loro due.
e voglio continuare così. Bene, sentiamo anche Andrea. Andrea, e anche tu vedendo queste immagini? Beh, allora io vedendo... Aspetta che ti do il gelato, che ce l'ha Pietro. Ecco, prendi Andrea. Io vedendo è una parola difficile perché sono un ragazzo quasi cieco, quindi Avete capito? posso solo sentire, comunque... E le parole che ti sono arrivate all'orecchio quali sono state? Beh, diciamo che queste parole che mi sono arrivate sono molto forti e molto sentite. Anche perché io appunto per la cooperativa faccio parte anche di un blog, di una redazione. E quindi a me piace queste cose, anche se qualcuno mi dice sei un venduto perché tu vai, io non vado. Io gli dico sempre, beati chi ha la fortuna di andare. Ed essere qui questa sera, cosa ti piace essere qui con noi a Sì, parlare? allora, intanto è stata una vera sorpresa perché questa mattina sono stato convocato in disparte da tutti i colleghi in modo che nessuno sentisse. Comunque è stata veramente una bella sorpresa e ringrazio di cuore tutte le persone che mi hanno fatto venire in una redazione di Antenna 3 vera e propria. Avete capito? Grazie Andrea. E grazie a tutti. Ma adesso andiamo avanti, se è mica finita qua. Allora passiamo la parola al fidanzato di Luana, permesso signore. Mi dica, lei cosa vuole dire? Beh, diciamo che... un po' non me l'aspettavo. E devo dire che questa comunicazione, venire qua, diciamo che era un po' nell'aria e me l'aspettavo questa comunicazione qua. E devo dire che per me la cosa più bella è una sola, che per me fare parte del Ragindo come trio e anche fare parte della cooperativa in appartamento per me è come una seconda famiglia. Grazie. E tu Mario cosa vuoi dire, Mario? Vai. Quello che vuoi. Vediamo cosa scrive Mario. Io faccio il giornalista. Avete capito Mario? Fa il giornalista. E I e poi mi occupo della verdura. Avete capito? Nel punto vendita. Lui fa il giornalista, però si occupa anche della verdura. Guardate che questa sera dovremmo dire grazie a questi ragazzi, a queste persone che veramente vi stanno dimostrando che sono veramente delle persone eccezionali. Basta loro veramente dare il là, che poi loro vi accompagnano, sono loro che accompagnano noi su dei valori importantissimi e soprattutto è il rispetto che dobbiamo avere per queste persone e fare veramente il dopo di noi diventare l'obiettivo centrale che noi tutti dovremmo avere. Presidente, io penso che lei sia orgoglioso questa sera di essere qui con noi, con questi ragazzi, ma soprattutto averli sentiti parlare, si è proprio captato
quello che loro provano in questo momento e dicono proprio in maniera molto semplice ma molto chiara. Prego, Presidente. Certamente non sono dei ragazzi, non l'abbiamo sentito, sono persone a tutti gli effetti, che hanno una sensibilità, che hanno voglia di vivere, che vogliono caratterizzare la loro presenza all'interno della società, all'interno della cooperativa, ma all'interno della realtà. Sono persone che possono esprimere, che possono dare, che hanno un'identità. Avevo sentito, no? Io faccio il lavoratore, io faccio il blog, io faccio il giornalista, no? C'è questo bisogno di una propria identità, di un proprio essere presenti nella comunità, nella società. E questa è la soddisfazione più grande che abbiamo, ecco, il vedere nei loro occhi, nei loro sguardi, nel loro sorriso la voglia di essere persone e il bene che possono manifestare agli altri, nell'incontro con gli altri, con le altre persone all'interno della nostra realtà. Ecco, questo è un aspetto secondo me molto importante. Adesso mi sposto da Raffaella Buziol, questa mamma, poi sentiremo anche la sua storia e cosa sta continuando veramente, come sta continuando a lottare per creare una voce in più, quello che è la lingua dei segni. Allora Raffaele, intanto cosa dici a questi uomini, a queste donne, ecco qui le hai qui vicino, dopo averli sentiti parlare? Allora, scusate. Sei emozionata, Raffaele? Sì, perché loro hanno espresso quello che spesso mi dice mia figlia. Lei parla con la lingua dei segni e, come dice la dottoressa, ci sono dei diritti per queste persone. Come lo hanno detto i nostri amici, hanno delle volontà. C'è chi con una tavoletta scrive e dice qualche cosa. C'è chi invece utilizza la lingua dei segni. C'è chi, mancando di visibilità, mancando a volte di parola oppure mancando di udito, potrebbe parlare con la LIS che si dice tattile. E io sono una mamma e ho sempre detto che è importante parlarne, non nascondersi, come dici tu. Fino a poco tempo fa, non parliamo di anni lontani. Sì, ma a volte anche ancora ad oggi io devo dire che c'è questa cosa qui, perché a volte si ha paura, a volte si vuole proteggere, invece io dico magari parlarne, magari con il passaparola, un'altra mamma lo sente e quindi dice ok, anche a me c'è una situazione così. Cioè, abbiamo visto tutte realtà diverse, tutte situazioni di questi ragazzi, perché per me sono ragazzi, tutti diversi, però ognuno ha detto una cosa importante e stanno facendo delle cose belle, però queste cose belle per essere fatte ci vuole la gente che abbia capito. Ed è il messaggio che noi vogliamo dare a casa questa sera, di ascoltarli anche con un po' di pazienza, perché guarda che Mario, intanto che tu parlavi, ha deciso di scrivere qualcosa che adesso giustamente la dottoressa Cavallin ci dirà, perché sentendo e vedendo lui voleva dire qualcosa. Cosa ha scritto Mario, dottoressa Cavallin? Se Dio ha voluto sì, si dà forza. Se Dio ha voluto, ci dà forza. Se Dio ha voluto così, che
Co. Allora, tu scrivi tranquillo Mario, poi la dottoressa ci dice quello che tu vuoi scrivere, perché io passerei adesso a Luana. Che colpa Dov'è ne ho? il gelato, Luana? Allora, Luana, hai visto Mario che sta scrivendo delle frasi, vedendo questa mamma Raffaella che con le lacrime ha fatto capire quanto importante è andare avanti in questa strada. Cosa vuoi dire tua mamma Raffaella che piangeva sentendo voi parlare? Cosa vuoi dire, Luana Raffaella? Che io voglio dire che cioè, penso che la vostra, cioè, che la tua figlia può sempre vivere in ogni caso. Hai capito? Cosa ti ha detto Raffaella? Aspetta. È un consiglio che vorrei dare a lei, che può lottare fino a fondo, come ha fatto mia mamma. Cara, ma posso darti un abbraccio forte, forte? Ma sei stata bravissima, tesoro. Bravissima. Perché mia mamma, anche lei ha lottato per me, per all'inizio della mia vita. E fino adesso do un grazie immortale a mia mamma. Mamma mia, che parole! Un applauso veramente a Luana, ma un applauso veramente anche da casa. Dovete alzarvi in piedi. Avete sentito cosa ha detto Luana? Raffaele, tu sei una valle di lacrime, non potrebbe essere altrimenti, perché con delle parole del genere, guarda, sfido chiunque, qua stiamo piangendo tutti quanti. Ho detto io che sono partita emozionata. Avete visto cosa salta fuori? Perché è meglio che mandiamo il prossimo servizio. Ma quanto brava sei stata! Mi chiamo Andrea Feltrin, lavoro in cooperativa Solidarietà da 5 anni e ora vi presento un po' i miei colleghi. Allora, qui ho la Nadia che lavora di sopra in maglieria e fa anche un altro lavoro esterno della cooperativa. Poi c'è Alessandra che si occupa di telefonia e confezioni bomboniere. Manuel che fa ceramica e mi dà una mano a volte in tipografia. Sto lavorando per il blog e sì, do una mano a preparare la battitura di testi, diciamo, e tutto quello che serve. Dopo, per esempio, siamo andati in Restera, ho fatto delle fotografie per vedere i posti accessibili per le persone con disabilità, tipo la mia con cecità agli occhi. Il 12 aprile partiamo con il nostro blog. Vi ricordate gli argomenti che avevamo deciso di trattare? Poesie, pensieri, parole, barriere architettoniche. Siamo nella sala computer della cooperativa Solidarietà e anche in questo caso abbiamo il nostro giornalista personale, che è Mario. Mario, tra le altre cose, è uno scrittore, lo scrittore del blog, un vero scrittore. Andiamo quindi con la prima domanda, Mario. Dove lavori? Lavoro in tipografia. Che altro lavoro ti piacerebbe fare? Viaggiare. Viaggiare? Sì. Questo è il sogno di tutti. Lo so, ma... Lo so, ma... Avete sentito? Allora, dottoressa Cavallin, cosa aveva scritto Mario? Sentite che frase aveva scritto Mario, lo scrittore. Allora, se Dio vuole, noi che colpa ne abbiamo? Avete capito cosa ha scritto Mario? Raffaella,
Riesci a parlare perché veramente le lacrime non si contano dai tuoi occhi, però vedo anche un sorriso meraviglioso. Ecco, Luana che ti dice vai avanti mamma, fai come la mia mamma che ci riuscirai. Pensa con che carica andrai a casa questa sera e guarderai tua figlia. Cosa vuoi dire Raffaella? Ce la fai Raffaella? Sì, sì. Ce la fai. Sì, è vero su questo, noi dobbiamo farcela perché noi dobbiamo essere la voce per dare loro delle possibilità. È quello che io ogni giorno dico e mi impegno a fare, perché se io posso dare informazioni, se io posso far capire, come nel caso di mia figlia, la lingua dei segni, significa che poi ci possono essere cooperative, ci possono essere operatori che si formano e che possono dare questa risposta, cosa che ad oggi purtroppo non c'è. Qual è l'ostacolo che trovi più presente quando ti muovi? Allora, l'ostacolo è in tutto e sempre. Nella vita di ogni giorno, se pensiamo alla scuola, è dove spiegare continuamente perché parla la lingua dei segni, perché ha necessità di avere in parte a lei quando a scuola, come gli altri bambini, c'è la spiegazione della storia, della geografia, quando c'è il momento di dover parlare, perché a volte la voce esce, a volte lei ha bisogno della lingua dei segni e di operatori, quando ci vengono assegnati, se si parla di operatori OS, operatore sociosanitario, non ci sono persone formate. Raffaella, tua figlia non è sorda, chiariamo bene, è muta. E questa è la seconda difficoltà, dove spiegare, nonostante una legge che c'è nella Regione Veneto, che dobbiamo essere fieri e felici, perché la Regione Veneto è la prima in Italia che ha fatto questa cosa bella. Se è lingua dei segni per tutti è perché io ho scritto moltissimo alla Regione Veneto e, come dice la mia amica, ho fatto come la sua mamma e continuerò a fare come la sua mamma e ho scritto, perché tutti pensano che la lingua dei segni sia solo per i sordi, invece non è così. Tutti pensano che quando un ragazzo è sordo e poi nella sua vita diventa anche cieco, non possa avere la LISPA tattile. Invece noi qui siamo fortunati in Veneto perché c'è l'Università Ca' Foscari. Sentite cosa abbiamo, perché tanti non lo sanno. Io come mamma devo dire che non ho ancora trovato chi ancora, quando io dico Università Ca' Foscari, dico lingua dei segni, inizia a capire che non è solo per i sordi, che è un'opportunità grandissima per i sordo-ciechi, ma anche per chi è muto, nel senso che vede e sente ma non può parlare. Non ci sono operatori formati, a noi spesso il più delle volte, sì è vero, ci vengono dati gli assistenti alla comunicazione. Nel caso di mia figlia io ho dovuto fare lunghe battaglie perché mia figlia non è sorda. Il più delle volte ci vengono assegnati OS, operatori sociosanitari, che non sanno nemmeno che cosa vuol dire la patologia, la disabilità, la malattia di quel ragazzo. A noi servono persone formate e colgo l'occasione, Mirella, per dirlo anche al Presidente e ai vari rappresentanti. Vedi che ti ho inserito in un contesto giusto. Se volete dare un sorriso, se credete che ci deve essere una possibilità per questi ragazzi, ci deve essere anche la conoscenza. È importante perché il più delle volte voi non conoscete questo mondo è un oceano, cioè ce ne sono talmente tanti casi. Nella vita è un po' impossibile poter pensare a tutto, però credetemi, voi a volte non vi rendete conto che una persona è a fianco ad un ragazzo come loro, che ha volontà, che può, perché... Ma in questo momento a chi ti stai rivolgendo allora? Io mi sto rivolgendo a tutti, alle cooperative, perché di cooperative formate, credetemi, ce n'è solo una in Veneto e fa solo un servizio in ambito scolastico. Allora, sentiamo il Presidente Zoccarato cosa risponde a mamma Raffaella, perché dice dobbiamo crescere assieme e di più.
Ma noi ci occupiamo delle persone che abbiamo nelle nostre comunità. Ecco, il caso della signora io non lo conosco e quindi faccio un po' fatica, ecco, immedesimarmi sulla problematica, ecco, che la signora sta esprimendo. Noi appunto ci occupiamo dei nostri ospiti, delle nostre persone che hanno tutte una caratteristica, una diversa dall'altra. E quindi certamente dobbiamo instaurare con la persona un dialogo, un rapporto, una conoscenza, una vicinanza per mettere la persona nelle condizioni di dare il meglio di sé. E questo lo facciamo con ogni singola persona, quindi io faccio un po' fatica, ecco, dare una risposta alla signora. Forse la Lisa, ecco, che conosce un po' di più però diciamo questo appello che fa questa mamma è chiaro che è un appello la nostra sensibilità rispetto alle persone che noi abbiamo nelle nostre comunità è proprio questa, quella di mettersi in ascolto, in dialogo, per dare modo di inserirsi in un contesto non solo della nostra comunità, ma anche in un rapporto di relazioni con l'esterno. Allora sentiamo la dottoressa Cendron, appunto, che è responsabile dell'area sociale, cosa dice a mamma Raffaella. Ma allora in realtà proprio su questo è uno dei temi che noi consideriamo un po' un bisogno emergente, nel senso che fatalità qualche mese fa una nostra coordinatrice di servizi proprio è venuta da me e mi ha detto: guarda, sto approfondendo l'aspetto della lingua dei segni, e da lì è partito un po' un pensiero su come possiamo evolverci anche noi rispetto a questo strumento, perché sono d'accordo, non è uno strumento solo per una categoria di persone, può essere uno strumento a uso e consumo per tanti altri che hanno questo aspetto di mancanza di comunicazione verbale, ecco. E quindi sicuramente è un impegno che noi nel nostro piccolo stiamo cercando di seguire, e fa parte di quel pacchetto di ricerca e studio che cerchiamo sempre di tenere vivo, perché questo è un altro aspetto che mi viene da dire che cerchiamo di portare avanti con l'innovazione, non solo raccogliere i nuovi bisogni e le nuove esigenze, ma anche studiare e capire quali sono le modalità più efficaci. Altre marginalità, perché appunto diventa, come dice mamma Raffaella, se non li supportiamo diventa una marginalità e diventa una cosa molto impegnativa e onerosa anche da parte di questi genitori che non sanno magari a chi rivolgersi e che trovano molte volte le porte chiuse. Io passerei adesso alla dottoressa Cavallin, e lei a mamma Raffaella cosa vuole dire? Dopo torno ancora da lei. Beh, allora io credo che l'impegno e dimostra insomma concretamente quanto chi vive la difficoltà in prima linea può anche muovere mari e monti, insomma. Mi collego anche appunto a questa riflessione, che è quella di porre l'attenzione sui bisogni emergenti, perché credo appunto un altro tema sia quello del futuro, e quindi l'idea di costruire un futuro sempre più coerente con quelle che sono le necessità. La cooperativa appunto da 2 anni a questa parte si è impegnata in una rete che si chiama Rete Interagendo, una rete che ha accolto la sfida appunto del dopo di noi. Dopo di noi che non poteva certo essere raccolto solo da una unica realtà, e abbiamo chiamato a raccolta associazioni e tutte le cooperative e gli enti gestori appunto che operano nel territorio trevigiano e della provincia di Treviso, e questo per dare vita a diverse soluzioni, tra cui l'appartamento appunto dove abitano Pietro, Luana e Enrico, che appunto si chiama Appartamento Interagendo presso il Villaggio Solidale, ma stanno nascendo diverse unità abitative, ma non solo, anche delle opportunità lavorative che cercano appunto di orientarsi verso progetti di inclusione sociale, quindi sviluppo di autonomia e competenze. Ecco che credo che questa, per esempio, questa nuova sfida insomma della comunicazione possa essere un tema da ricomprendere dentro una cornice anche più ampia, proprio rispetto alla costruzione di nuovi futuri, ecco, nuovi futuri rispetto all'abitare e il lavoro e l'inclusione sociale. Dottoressa Cendron, lei voleva aggiungere qualcos'altro? No, sì, stiamo lavorando molto in questo senso, come raccontava Lucia,
E mi viene da dire che sicuramente i nostri servizi offrono un servizio, appunto, però sempre di più credo che l'approccio che vada utilizzato è quello di comunità, quindi di una partecipazione anche sempre più attiva del territorio nel costruire insieme delle reti La sostanzialmente. dottoressa Cavallini ha detto una cosa fondamentale a mio avviso, fare squadra. Più siamo e meglio è, perché da tante idee può nascere qualcosa di buono. Più siamo divisi e meno aiuteremo queste persone. Guardiamo il prossimo servizio. A noi adesso ci siamo spostati dalla cooperativa di solidarietà al villaggio solidale. Guardate cosa sono riusciti a creare, cosa ha fatto il dopo di noi. È un altro fiore all'occhiello che Treviso può vantare ed è questo spazio importantissimo. Qui dove siamo? Siamo in via Fossagera e questa realtà risale a circa 12 anni fa e qui abbiamo realizzato il villaggio solidale. Cosa vuol dire il villaggio? Vuol dire che non è una realtà chiusa in se stessa, è una realtà che vuole accogliere, che vuole aprirsi al territorio con modalità diverse, attenzioni, incontri, collegamenti con le famiglie, con le scuole, ecco, attività che durante l'anno normalmente noi svolgiamo. Perché qui ci sono appartamenti dove anche qualcuno, qualche persona o anche qualche piccola famiglia poteva venire ad abitare o può venire ad abitare? Certamente, sono famiglie, ci sono alcune famiglie con difficoltà inserite, c'è un ostello che accoglie persone con diverse esigenze, abbiamo una comunità alloggio con 18 persone. Entriamo. Guarda lui come mi viene incontro. Avete visto chi mi ha accolto? Sì. Come stai? Sì, sto bene, grazie. Stai bene? Sì. Tu sei? Io sono Riccardo Di Marco. Ecco. E vivo e abito in questa comunità da 12 anni, dal 2007, quando l'hanno aperto. E pensate che io l'ho conosciuto perché lui veniva proprio con il CEO dal parco dello Storga, sì, è vero? Sì. E qui come stai? No, qui sto bene. Stai bene? Ti piace? Sì. Una bella sì, famiglia? Sì, ci abito e gli operatori sono bravi. Gli operatori sono sentiti? Mi vogliono bene e anche i miei compagni di comunità. Allora me li presenti i tuoi compagni? Dai, sì, vediamo, certo. Iniziamo, dai. Questa signora chi è? Si chiama Elena. Elena Barbilato. Nico. Ciao. O Domenico. Ciao Domenico, con il cappellino di Babbo Natale. Sì. Poi chi abbiamo? Roberto. Marino. Marino. Non è Marino. Daniela, ciao Daniela. Chi abbiamo qua? No. Mi chiamo Lucia. E lei Lucia. Avete visto? E poi? La coordinatrice naturalmente. Buongiorno, lei è? Rita. Rita. Sì. Ed è arrivata anche, ciao. Eddie. Eccoli qua. Anche Emiliano, sì, l'abbiamo detto? California. Avete capito? Quanto amore e quanta dedizione voi date. Beh, è una quotidianità condivisa praticamente. Noi viviamo le nostre giornate insieme a loro con affetto, cercando di rendere la loro vita la migliore possibile, garantendogli quello che gli serve sia dal punto di vista dell'assistenza ma anche dal punto di vista proprio del vivere, il vivere più possibile come persone. Grazie, veramente grazie, ve lo dico io. Vediamo un po' questo bellissimo progetto realizzato questa volta, che è il Dopo di Noi, che continua con questo villaggio solidale meraviglioso, con questi ospiti che hanno la loro dignità, in tranquillità, con le famiglie che possono stare sicure. Guardate, qui entriamo, guardate che spazi, molto belli, molto ampi. Noi abbiamo portato un pensierino, un po' di cioccolata per voi, eccola qua. Ecco Riccardo. Allora, continuiamo il percorso, Presidente. Qui abbiamo lo spazio della cucina con un nostro operatore, qui sta preparando per il pranzo. Questo è il luogo dove si pranza
Saliamo al primo piano dove ci sono le stanze dei nostri ospiti. Questa è una camera. Sono degli spazi molto ampi, Presidente, in famiglia, proprio ci si sente in famiglia, proprio a casa, sembra di essere proprio a casa, una sensazione bellissima, guardate. E anche e soprattutto una cosa che vedo anche nella massima sicurezza, una cosa fondamentale. Qui stiamo parlando, pensate, di solidarietà. Ecco, questa è la vera solidarietà, proprio reale, che si tocca con mano. Vedete che ho Riccardo che mi accompagna, che Riccardo mi vuole molto bene, sapete. Ogni volta mi diceva: vieni a trovarmi, sai Mirella, vieni a trovarmi. E io sono venuta a trovarti, vero Riccardo? Sì, esatto. E lui fa aspettare anche il pranzo perché vuole stare con la Mirella adesso. Vuole accompagnare la Mirella in questo percorso bellissimo, questo villaggio solidale splendido, guardate. E abbiamo anche l'appartamento dopo di noi, quello legato alla legge 112 del 2016. Una legge importantissima. Una legge importantissima che apre nuove prospettive per altre persone con disabilità. 120 persone stanno comodamente per celebrare anniversari, compleanni, prime comunioni, eccetera, a disposizione del territorio. Ecco, questa è sempre impegnata, ecco. Difficilmente si trova, anche in questo periodo si trova. Avete capito? Sì, è impegnata moltissimo. Ecco. Perciò chi ha piacere magari È a disposizione. di festeggiare qualcosa, sappiate che è a disposizione, basta venire in via Fossagera nell'ufficio e chiedere appunto e capire. Una cosa che poi salta agli occhi che è il verde che circonda. Guardate che spazi, che verde, non siamo lontani dal centro storico perché sono 10 minuti. Questo è un paradiso, e appunto dicevo che durante l'estate qui ci sono i ragazzi che giocano, che si divertono, che imparano, che fanno compagnia anche alle persone che abbiamo nelle nostre comunità. Noi ringraziamo il Presidente Luigi Zoccarato di questo meraviglioso villaggio solidale, della cooperativa Solidarietà che abbiamo visto all'inizio, dove è nato proprio l'idea del dopo di noi, e un in bocca al lupo veramente, Presidente, un in bocca al lupo. Grazie a voi, sono io per ringraziare voi, e quando volete entrare in questa realtà meravigliosa le porte sono aperte. Per Natale posso solo augurare che sia a livello personale sia a livello di famiglie ci sia tanta serenità e tanta pace. E io dico, venite a visitare queste realtà che sono a 2 passi dal centro storico, dalla città di Treviso, e soprattutto venite anche ad acquistare perché meritano veramente, perché qui i soldi vanno veramente a finire in solidarietà. Grazie, saluto Riccardo. Ciao Ricky. Ciao tesoro, tornerò, sai, ciao. Io non so a casa cosa state provando in questo momento, noi siamo tutti emozionati, ma soprattutto il messaggio che io voglio lanciare, ecco, è Natale, avete visto cosa si può fare, quanto si può aiutare anche con un semplice gesto, comprando anche un piccolo oggetto, facendo la spesa con questi prodotti biologici, ma soprattutto aiutare questo progetto a crescere ancora di più. Io sono sicura che molti amministratori mi stanno ascoltando e vedendo questa sera. Ricordatevi che queste strutture sono dei fiori all'occhiello, che dovete essere orgogliosi di portare avanti e di investire su queste strutture. Questo progetto deve essere ampliato, ultimato, noi ce la metteremo tutta per aiutare a far capire l'importanza di crescere assieme a loro. Presidente, cosa vuoi dire? Dimmi, aspetta che prendiamo il gelato. Cosa vuoi dire? Crescere bisogna andare sempre avanti. Avete capito cosa ha detto Pietro? Bisogna andare sempre avanti. E tu, Luana, cosa vuoi dire? No, a me guardando il villaggio mi è piaciuto, cioè è bello. È molto bello perché possiamo anche noi dire a tutto il pubblico che noi siamo diversi ma siamo uguali. La legge è anche per noi. Cara la mia Luana, ma sei proprio un tesoro, è questa mamma un tesoro? Tu hai un tesoro di mamma, però lei è un tesoro con la Luana, eh? Mamma mia, che bello. Andrea, vuoi dire qualcosa anche tu? Sì, Prego. allora io in questo villaggio solidale faccio parte della bottega delle idee tutti i giovedì,
ci troviamo al centro studi, prima però facciamo lo spuntino in cucina della comunità, e comunque veramente è una casa meravigliosa e speriamo che non chiuda mai e che qualcuno che sta più in alto ci dia i finanziamenti giusti per farla continuare, insomma, perché grazie a questi posti, se anche noi possiamo sentirci persone, no, numeri o persone, insomma, messe in disparte, ecco. Sei stato, no, bravo, bravissimo. Guarda, hai parlato in maniera incredibile. Io penso che non serve neanche gli accompagnatori. La prossima volta venite da soli, prendete la corriera, il treno, l'autobus, e se no vai a trovarvi col taxi. Anche perché anche un'altra cosa che volevo dire, che io grazie a queste cooperative, penso che quando è nata questa cooperativa io avevo la bellezza di 2 anni. Caro. Perché io sono dell'80 e la cooperativa l'hanno aperta nell'82. Perciò vedi, le tue parole sono molto importanti. Pietro, cosa vuoi dire? Tu hai detto grande perché tu vieni da solo allora la prossima volta? Come? Vieni qui a trovare la Mirella da solo? Sì. Prendi l'autobus, la corriera e vieni? Vengo io. Ecco, Mario deve dire qualcosa di importante. Guardate che la puntata è loro questa sera. Allora, Mario, cosa vuoi dire? Vediamo. Mario ha scritto che lui vuole venire in trattore perché lui è un appassionato di agricoltura, infatti si occupa del punto vendita e noi sappiamo che da giovane, perché ormai insomma è un giovane d'epoca, andava in trattore per davvero e aiutava suo padre e la sua famiglia nei mestieri, E lui è nel tutto campo. felice. E adesso finalmente in Topinamburo ha potuto riesprimere questa parte di sé. Ecco, bravissimo Mario, anche il trattore, porteremo anche il trattore Mario, la prossima volta portiamo anche il trattore, adesso invece portiamo il punto di Leopoldo Bottero. Progetti per andare incontro alla disabilità. È molto semplice. Il primo progetto che deve fare ogni sindaco è prendere un cittadino che sia in carrozzella e accompagnarlo nei vari uffici pubblici e a scuola. Se risolve questo, risolve già il 90% dei problemi che queste persone hanno. Poi faccia un'altra cosa, sempre col suo amico in carrozzella, vada a prendere l'autobus o il treno e così si renderà conto. E da qui possono scaturire i primi progetti seri per venire incontro alla disabilità. Poi ci sono altri tipi di disabilità per i quali si faranno dei progetti più raffinati. Uno dei problemi che ci sono, per esempio, e che sono già stati risolti ma per i quali non si applica la soluzione, è il problema dei sordi o anche dei sordomuti. Voi sapete che nel corso degli anni è stata sviluppata la lingua dei segni, che per noi italiani è anche facile perché quando parliamo di solito muoviamo anche le mani. Ma a parte gli scherzi, il centro dal quale escono il maggior numero di diplomati, laureati in questa lingua, quindi che sono in grado di insegnare e di parlare con la lingua dei segni, è a Venezia. E noi non li abbiamo, nei tribunali, nelle scuole, non si incontrano. E servirebbero perché i bambini, se imparano la lingua dei segni, avranno poi un curriculum scolastico uguale a quello degli altri. Il problema è la sordità, non è come si dice la scarsità intellettiva. Poi è chiaro che se uno non riesce a formarsi, poi collabora e contribuisce meno anche allo sviluppo dell'economia e della società. Quindi questi sono gli investimenti più importanti da fare, quelli sulle persone, sia per la dignità delle persone, ma anche in senso economico. Pensiamoci. Buonasera a tutti.
Leopoldo Bottero ha detto pensiamoci, riflettiamoci quanto importante sono questi centri, ampliarli, dare la possibilità veramente di creare qualcosa di utile, cosa che in Italia si fa molto poco. Ecco, io penso che dovremmo investire molto, ma soprattutto tantissimo sul sociale e su queste strutture. È finita la prima parte, è volata. Io però so che la dottoressa Cavallin vuole aggiungere qualcosa prima di chiudere. Cosa vuole aggiungere? Perché lei lascerà il posto a un'altra persona che parlerà ancora di solidarietà. Prego, dottoressa. Allora, io così credo sia importante provare a raccontare attraverso Luana, Pietro e Enrico come vivono questa esperienza di vita, che noi amiamo dire vita adulta. E la cosa che ci teniamo anche a dire è che con Pietro, Luana e Enrico vive una ragazza che è Alice, lei è un'antropologa e ha fatto questa scelta di vita, cioè lei Pensate. condivide appunto l'appartamento, era alla ricerca di casa e quindi ha fatto questa scelta. E vive appunto con loro, e il feedback, il ritorno più importante che noi abbiamo in questo momento è proprio da lei. Lei ha un ruolo operativo, ma in realtà è la loro coinquilina e lei ama insomma appunto definirsi così, la loro coinquilina. E soprattutto quello che ci dice, ci dispiace che oggi non possa essere qui perché è molto interessante. Ma noi faremo il loro un'altra rapporto. puntata, Benissimo, dottoressa, andremo bene. avanti, non c'è Allora vi mica aspettiamo problema. in casa, vero Luana? Ecco, aspettiamo in casa di Luana che non l'abbiamo vista perché era chiuso purtroppo, infatti il Presidente diceva purtroppo, ma questo ci darà modo di andare avanti, di far vedere altre cose. Pensate a casa, io sono convinta, Presidente, questa sera dirà, ma guarda cosa c'è, io non lo sapevo, ma come, ma dai. Vedete quanto è importante vedere queste trasmissioni e che entriamo proprio nel vivo, nella realtà nostra. Allora adesso sentiamo il nostro cantante, con quale canzone chiude il secondo tempo e a chi la dedichi vediamo questa seconda canzone. Questa canzone si chiama Dialogo, è una canzone a cui tengo particolarmente, non l'ho scritta io, l'ho scritta un altro ragazzo, non è molto conosciuta, è dedicata diciamo a tutti gli amori, quindi alle persone che nonostante le difficoltà si amano e si vogliono bene. A loro due allora, a loro due, certo. a Luana e il suo amore. E vai! 50 anni sono tanti, sulla faccia tanti schiaffi, quanti graffi sulla pelle, ma il mio cuore è ancora intatto, amore mio, come hai potuto sopportare la mia voce che ti dice sono stanco. 50 anni sono tanti, sono tante le ferite, le parole dette piano. Amore mio, se poi ci pensi bene, a che servono le parole? A che serve stare male? Se poi sento la tua voce prima di andare a dormire. Ma se potessi ti regalerei la luna. Io se potessi ti regalerei la luna, ma se potessi scegliere tra vivere o morire, sceglierei di vivere o morire con te. 50 anni sono tanti, sono tante le giornate ad aspettare il tuo perdono. Mi mancava la tua voce quando mi hai lasciato solo. Forse me lo meritavo, ma io adesso vivo in pace. 50 anni sono tanti, sono tante quelle volte in cui pensavo di scappare e meritare un'altra vita, ma ad ogni via d'uscita c'eri tu, la mia gioia senza tempo. 50 anni sono pochi se io ancora non li sento. Ma se potessi ti regalerei la luna. Io se potessi ti regalerei la luna. Che se potessi scegliere tra vivere o morire, sceglierei di vivere o morire con te.
se potessi scegliere tra vivere o morire, sceglierei di vivere o morire con te. Bravissimo, un applauso a Riccardo Buscemi, la musica di Angela. Non cambiate canale, rimanete con noi, a tra pochissimo. Vorrei che fosse lontano il nostro posto ideale, dove tenerci per mano senza mai più litigare, vedere il sole al mattino senza pensare al futuro, finché restiamo al sicuro. Non ci fa male nessuno, ma questa vita non risparmia ancora chi sta male. Io resto in piedi nella pioggia in mezzo al temporale, tra queste stelle cadono sogni che hai da realizzare. Intanto passa sotto agli occhi un'altra estate di noi, un'altra estate di noi. Vorrei che fosse lontano il nostro posto ideale, per dare un senso alla vita senza svelarne il finale, vedere il mondo dall'alto, provando poi a non tornare, per migliorare se stessi, sapendo poi dove andare. Ma questa vita non risparmia ancora chi sta male. Io resto in piedi nella pioggia in mezzo al temporale, tra queste stelle cadono sogni che hai da realizzare. Intanto passa sotto agli occhi un'altra estate di noi. Qui non si vede la realtà, c'è chi fa finta, chi se ne va. La differenza è la libertà. Ma questa vita non risparmia ancora chi sta male. Io resto in piedi nella pioggia in mezzo al temporale, tra queste stelle cadono sogni che hai da realizzare. Intanto passa sotto agli occhi un'altra estate di noi. Vorrei che fosse lontano il nostro posto ideale, cantare un inno alla vita senza svelarne il finale. Siamo ritornati in studio, avete visto la sorpresa? Mario Dalbò ha voluto sedersi nella poltrona, me la merito io ed è giusto, e allora l'assessore è qui vicino a me, la poltrona, guardate la felicità di Mario, e lo scrittore giustamente, è vero dottoressa, dovevamo lasciare il posto a Mario, che cribbio, ed è molto contento. E poi abbiamo altri ospiti. Allora è entrata la signora, la dottoressa Angela Zanetti, che è un'educatrice, grazie, ecco, loro spiegano che non sbagliamo, e poi c'è un coordinatore, Alessandro Gasparin. Qual è Alessandro Gasparin? È questo, vero? Esatto. Lui lo ama, ecco, perché? Aspetta, dov'è il gelato? Il gelato? Perché Alessandro, che è molto simpatico, lui è venuto anche dopo lavoro per orario per fare yoga. È un grande. Ecco, ma però tu suonavi anche prima la chitarra, sei un chitarrista? Sì, io sì. Ah, sei tu. Ti piace allora la chitarra? Sì, Perché vedevo io che suonavi intanto. Esatto. Che Esatto. bravo che sei. Allora, andiamo subito allora da Gasparin, prego. Ah no, ce l'hai, non serve questo gelato. E dopo anche da Oscar Seronato, che è un papà. Allora, ho sentito i complimenti che ti ha fatto. Cosa vuoi rispondere? Beh, Pietro è proprio un esempio anche di un'amicizia che può nascere anche al di fuori del lavoro e proprio attraverso delle attività nel territorio. E quindi poi da questa amicizia personale ci siamo poi ritrovati nell'organizzazione dove lavoro ed è stato un vero piacere poi averlo come animatore anche durante i centri estivi, perché Io lo vado con lui. Ecco. esatto, un servizio per niente facile dove lavorare, dove però Pietro, come molti altri lavoratori della cooperativa, hanno saputo dimostrare le proprie capacità a diretto contatto con i bambini. Sì, perché io nella cooperativa mi occupo proprio di questa parte,
Forse la parte più divertente, anche quella Più gioiosa. più gioiosa, brava Mirella, in relazione con i bambini, dove abbiamo diversi servizi, ma dove ovviamente l'attenzione è rispetto alla qualità del servizio che offriamo ai genitori e ai bambini. Però il punto centrale è proprio il coinvolgimento diretto, attivo delle persone con disabilità. Adesso ascoltiamo anche l'educatrice Angela Zanetti. Allora, io penso che anche per lei questa sera sia orgogliosa di queste persone, di questi ragazzi, come si sono espressi, ma soprattutto con quanta semplicità sono riusciti a dare dei messaggi che delle volte ci sono delle persone che ci girano attorno e alla fine diciamo mi non ho capito niente, questa sera abbiamo capito tanto, ma veramente tanto. Cosa vuole dire Angela? Assolutamente, noi puntiamo soprattutto proprio a questo approccio che è un po' una novità, perché sì, è un approccio che vede le persone come diretti interessati, cioè ci rapportiamo alla pari ed è un po' una nuova modalità di relazione che porta piano piano a eliminare quell'abitudine al sostituirsi di cui insomma siamo stati abituati finora a rapportarci con le persone con disabilità. E quindi sì, è proprio la spontaneità e la normalità insomma di un rapporto totalmente alla pari con loro, questo per primo. Allora, ma quanto importante è capire e soprattutto mandare i messaggi a casa che queste sono persone normali, ecco, che hanno non solo il cuore, non solo la testa, ma hanno il cervello che funziona forse molto meglio di quelle persone cosiddette normali? Beh, basta chiedere a loro, mi viene da dire, cioè basta veramente parlare con loro e per rendersi conto di questo, cioè non sono diversi da noi se non magari... Glielo dica a casa, guardi la telecamera, glielo dica a casa, perché qualcuno forse fa ancora un po' di confusione. Glielo dica. Oh, là. Loro sono tutti contenti di quello che ho detto. Boh, perfetto. Se non per la fisionomia o per problematiche magari legate appunto alla cecità o a aspetti fisici, sono persone come noi, non c'è nessuna differenza. Oscar Ferronato, papà, che voi conoscete, è stato ancora in questa trasmissione a raccontare anche il suo dramma, però è la fignosomia. Tu ne sai qualcosa di fignosomia, perché tu stai vivendo e hai vissuto delle tappe incredibili nella tua storia, dove io ho cercato anche di accompagnarti, però a qualcosa siamo riusciti ad arrivare, vero? Sì, è vero. Finalmente abbiamo, appunto, come ti dicevo l'altra volta, il trasporto. Spiega per chi non conoscesse la tua storia. Praticamente erano 3 anni che battagliavo col comune per avere il trasporto disabile per mio figlio, perché io sono un saldatore e lavoro, i permessi 104 non mi bastano. Mia moglie al tempo era paziente oncologica, per cui chemioterapia e tutte le altre problematiche indotte da questa terapia, e appunto Giorgio doveva andare a scuola e io non sapevo come fare. Esatto, mi ricordo. È una lotta veramente ardua, ma alla fine ci siamo riusciti, perché adesso Giorgio ha iniziato a frequentare la prima classe delle elementari e finalmente abbiamo questo trasporto che ci aiuta e ci dà veramente un grandissimo sollievo. Però arriva una cosa bella e ne arriva un'altra di brutta. Così perché la vita. è esattamente come si suol dire, piove sempre nel bagnato, però siamo sempre propositivi, assolutamente, questo non ci manca. E per quanto riguarda, come diceva la dottoressa, il discorso della fisionomia, sì, lo viviamo anche noi, perché appunto Giorgio ha una malformazione cranico-facciale non così evidente, però ce l'ha, e questa malformazione gli crea anche una problematica per quanto riguarda la comunicazione verbale, perché appunto Giorgio non è in grado di parlare correttamente come le persone, cioè come noi, hai capito? Esatto. E a parte appunto anche il problema della sordità, che non è cosa da poco. No, assolutamente. E allora a questo proposito guardiamo l'assegno di questa settimana e capirete il perché.
andare al reparto giochi e prenderti i giochetti che ti piacciono tanto e tuo fratello ti segue. Ciao mammina, eccoti qua. Ciao, voi siete, ok. Tu hai 4 bimbi, vero? Sì. Quanti anni? 14, 8, 7 e 5, questo più piccolo. Bene. Tu non sai che oggi c'è una sorpresa per te, che la Mirella ha pensato anche ai tuoi bimbi? Ci sono 4. No. Sì, cara mia, sai che noi pensiamo sempre a voi. Questa è una signora che ha tanti anni che viene al Banco Solidale. Ha 4 ragazzi minorenni, quanti anni? 14, 8, 7 e 5. Il più piccolo, che noi abbiamo visto lo sbirulino, ha un problema. Che problema ha il bimbo? È nato senza ozigomi, le ossa al viso. È nato senza le ossa al viso. Sì, e la mandibola è un po' più indietro. E perciò ha bisogno di essere curato e di essere aiutato questo bimbo. Però lavora solo tuo marito, tu non lavori ed è faticoso tirare avanti, se no non sarebbero qui al Banco Solidale. Però lei è una buona mamma, è una mamma che segue anche molto i suoi bambini, i suoi ragazzi, ed è giusto aiutare queste mamme che sono in forte difficoltà. Cos'è per te il Banco Solidale, mammina? È un aiuto in più, diciamo. E quanto importante è avere un banco solidale? Tanto, perché diciamo ce la facciamo a dare da mangiare ai bambini, ma qua si dà un po' di più quando ti manca. Diciamo non arrivi con il stipendio fino alla fine Non ci arrivi. Del mese, perché ci sono le bollette, la scuola, l'asilo. Ascolta, io so che tu mi hai fatto una richiesta per tuo figlio, quello più grandino. Vuoi le scarpe? Perché eri senza scarpe, giusto? Sì, sì. E allora ti dico, sono arrivate anche le scarpe che adesso prenderò. Ti piacciono? Sì. Sono belle? Sì. Nuove. Allora provale che vediamo se abbiamo indovinato la misura. Ringraziamo questa signora che ha portato queste bellissime scarpe nuove per questo ragazzo che non poteva permettersi le scarpe perché, come avete sentito, la mamma è dura con 4 ragazzi, è un stipendio solo che entra. Vanno bene, tesoro? Prova a venire in piedi. No, perché loro pure sono nuove, vanno sempre bene, ma io controllo. Vieni in piedi. Proviamo. Wow, batti il 5. Che fondo. Sei contento? Sì. Cosa vuoi dire a questa signora? Grazie per le scarpe. Allora, e non è finita qua, mamma. Ecco qua, questo è l'assegno della grande famiglia di Rete Veneta. Eccolo qua. Sei emozionata? Sì, tanto. È un bel regalo. Sì, grazie. Voi dovete sapere che lei ha perso la mamma pochi giorni fa, perciò pensate anche quanto dura è per lei. Ecco, però c'è questa famiglia che ti aiuta. Un bel regalo di Natale. È un bel regalo di Natale, vero? Grazie mille. Ascolta, allora io penso che ti serviva tanto perché, come hai detto tu, sono sempre tante cose da pagare e questo è veramente un aiuto concreto che la grande famiglia di Rete Veneta alle famiglie in difficoltà, alle brave famiglie e soprattutto alle brave mamme che aiutano. Allora adesso facciamo la borsa della spesa. Legumi. Guarda qua. Anche quello sono tanti in famiglia. Ecco qua. Biscotti, aspetta. Allora io ti dico ciao, ci vediamo la prossima settimana e su col morale, va bene? Ciao carissima. Ciao. Ciao. Sei contento? Sì. Forza. Cosa mi
fai vedere quello che hai fatto a scuola. Che bella. Cos'è? Una candela. Una candela bellissima, l'avete fatto a scuola? Sì. Oh, che bravo che sei stato, guardate che bella che è. Guardate cosa ha fatto il nostro sbirulino. Ma sei proprio bravo, complimenti. Io ringrazio questa grandissima famiglia. È Natale, è dicembre, pensate quante persone io devo aiutare, però grazie a voi ce la farò anche quest'anno. Ciao. Avete visto? Ecco, si parlava di fineosomia, ecco, di questa mamma, pensate che difficoltà far crescere questi ragazzi, specialmente il più piccolo, il nostro sbirulino, perché è nostro, è proprio nostro. Mamma Raffaella, vedendo questo filmato, guardavo però il sorriso anche che avevi nel guardare questi, e le lacrime continuano a scendere. A tutti, non solo a te, anche in regia mi hanno detto stasera è così, sì. Cosa vuoi dire a questa mamma, Raffaella? Devi avere la forza e devi dare la forza, ma soprattutto il sorriso. E devi proprio accompagnarli ogni giorno, anche sulle piccole cose. Lei mi ha molto emozionato perché io quando vedo i bambini, i ragazzi, perché come dire sono mamma, ho tre figli, 2 femmine e un maschietto, hanno 13 anni, quasi 12 e 2 anni e mezzo, perciò io quando vedo le mamme con questi bambini mi emoziono sempre. E con queste difficoltà. Esatto, perché poi la vivo anch'io, perciò è per questo che dico Mirella, il parlare, il far passare l'informazione di quello che si vive, nel senso dei servizi che si ha bisogno e di come si potrebbe in semplicità risolverli, vuol dire regalare un sorriso, vuol dire dare tutto a questi bambini, ma vuol dire anche dargli un futuro. E poi noi come genitori, come mamma, ma anche come papà, perché quando parlo con mio marito si dice sì, siamo insieme e viviamo, come dire, con la forza ma anche con la paura, che quando noi non ci siamo come sarà? Perciò io più di pensare al dopo di noi mi viene da dire se penso al dopo di noi ma ogni giorno io vedo per i miei figli delle difficoltà, la paura c'è, perché se oggi mia figlia o i bambini in genere, i ragazzi, perché ci sono anche moltissimi Mirella adolescenti, quei ragazzi maggiorenni non hanno la possibilità di una lingua dei segni, non hanno la possibilità di poter con dignità vivere la vita secondo tutte quelle belle leggi, quelle convenzioni che ci sono. Come genitore non ti viene da pensare al dopo di noi, ti viene da pensare, è inutile pensare a dopo, come si dice, ma a ora. Perciò è importante che a volte una mamma, un papà, una famiglia venga ascoltato, che vengano ascoltato loro, perché io dico sempre a mia figlia, devi avere la forza e un po' la sfacciataggine, scusatemi, di parlare, non importa se in lingua dei segni, sì, no, questo prima o poi lo capiranno tutti, però io dico sempre, tu puoi dare qualcosa e gli altri se non ascoltano, tu sii dura e devi andare avanti. Ti sta guardando tua figlia questa sera? Io penso di sì, come l'altra volta che mi ha guardato e mi ha detto come mamma lì e io gli ho detto sì, resto qui per te, per tutti quei bambini a cui serve tante cose. La prima, una voce, la lingua dei segni, la lingua tattile. Serve il computer? Va bene. Io non sono per quella che dice a mia figlia la LIS, perciò a tutti la LIS. No. Io sono perché devi guardare negli occhi un bambino, un ragazzo, perché quando io porto a terapia mia figlia vedo anche i ragazzi di 18 anni e vedo e se capita nella vita qualcosa, un incidente, una patologia improbabile che tu non pensi, in quel momento devi dare la possibilità e devi dare il ventaglio di scelta. Poi sarà la risposta della persona, la scelta.
Noi spesso, guardate, ci troviamo che la lingua dei segni o altre opportunità ci vengono date dopo, ma dopo tempo, che significa trasformare una persona nella tristezza. Senti cosa ha detto mamma Raffaella. E tu cosa vuoi dire dopo aver visto anche tu il filmato e anche a quella mamma che è venuta con i suoi bambini al banco solidale? Cosa vuoi dire, Luana? Io ho anche un amico anch'io che è un po' disabile. Si chiama anche lui Enrico. Io voglio dire che anche lui ha lottato tanto per essere guarito. Io ringrazio i genitori di lui. Io penso che la famiglia abbia, cioè che ho guardato nel Un film. ruolo importante anche per aiutarlo, vero Luana? Io adesso vorrei dare davanti agli altri dicendo che anche gli altri disabili possono essere tutti uniti e restare insieme agli altri. Se noi diamo il sostegno agli altri disabili, questo mi ha insegnato il Dio, perché aiutare il prossimo significa tutto. Caro mio amore, ma mamma mia, ma quanto brava Esther. Presidente, io non ho parole, no, veramente non ho parole. È lei il presidente. È lei, lei la presidente. Ha capito che non sbagliamo i ruoli qua, perché lei è la presidente. Cosa vuole dire, presidente Zoccarato, a questi ragazzi? Vi avevo anticipato che venivamo con delle persone meravigliose. È vero. E queste sono le persone. A me è piaciuta la testimonianza della signora. Lei insiste sul presente, ecco, è meno preoccupata del dopo di noi, insiste sul presente perché nel presente la figlia deve vivere, deve esercitare la sua personalità, la sua presenza, le sue doti, le sue capacità. E credo sia questo il problema di dare una risposta a queste persone. Hanno bisogno di vivere il presente, quindi di trovare risposte alle necessità di questo momento. Poi c'è certamente l'altro aspetto: cosa sarà dopo di noi? I genitori se lo pongono nelle persone normali, ma se lo pongono in modo particolare rispetto a queste persone che certamente hanno bisogno di un'attenzione maggiore per il loro futuro. Ma credo, se riusciamo a vivere il presente, a dare risposte nel presente, probabilmente sarà anche più facile per questi genitori intravedere il proprio futuro dei figli. Assessore, lei è qui vicino a me, cosa vuole dire a mamma Raffaella e alla mamma che abbiamo visto il servizio a casa? Intanto assistente sociale, altrimenti già assessore, il presidente si preoccupa. L'ho nominata che assessore, qua abbiamo la presidente, insomma, possiamo cambiare qua davvero il mondo. Prego. Allora, io credo sì, sia significativo il fatto che qui stiamo portando più voci. Chi vive direttamente, quindi le persone appunto con disabilità che vivono direttamente questa esperienza, i loro genitori, e chi di fatto opera o decide di investire e quindi di mettere in piedi delle prospettive, delle progettualità. Credo davvero che sì, l'unione appunto di questi punti di vista sia preziosa, ma davvero l'unione dei punti di vista, dando valore a ciascuno. Perché credo fermamente, insomma, che trovarsi tra tecnici a elaborare dei progetti abbia poco valore. Ha valore se invece noi interagiamo. Questa è un'occasione di confronto, credo
importante appunto. E l'altro aspetto che mi sento di dire, visto che insomma è Natale e abbiamo anche fatto un po' di così, lanciato delle proposte, e l'altro tema è quello del settore del profit. Noi pensiamo davvero che rischiamo a volte di non essere in grado di comunicare, cioè chi lavora e opera nell'ambito sociale fa fatica a comunicare, e quanto valore si riesce appunto a realizzare, e pensiamo appunto che tutto questo valore sarebbe davvero prezioso venisse raccolto, non solo per una questione appunto di carità o di pietà, ma proprio perché rendendosi conto un po' tutti che è un'opportunità che fa crescere appunto il contesto sociale, la comunità tutta, ciascuno con le proprie peculiarità, con la propria voce. E quindi è un po', lancio un appello, insomma, aiutateci a comunicare meglio sicuramente, ecco, e dall'altro lato troviamo i modi appunto per interagire sempre di più affinché noi si possa mettere a disposizione il nostro valore sociale. Sappiamo fare e sappiamo essere, insomma, tanto. A volte davvero basterebbe anche poco poter avere il ruolo sociale, per esempio all'interno di alcune realtà, anche di impresa, nelle piccole anche i luoghi dei quartieri, insomma, penso ai bar, penso i negozianti. Interagire ecco. di più anche con l'esterno, sì, ecco, è molto vederci importante. come un'occasione, poi magari sì. dal dialogo nasce qualcosa, nascono delle opportunità. Certo. Ecco. Allora guardiamo i prossimi filmati e servizi, prego. Allora Raffaella, spiega cosa sta facendo tua figlia adesso che stiamo vedendo. Adesso lei si sta esercitando per imparare una canzone di Natale che canterà alla chiesa dove c'è Ove Ternigo, Santa Maria di Sala, dove c'è un prete meraviglioso, si chiama Don Paolo. Per gli amici sordi è Don Paolo, anche per noi è Don Paolo. Lui è speciale perché il posto per mia figlia lo trova sempre. Lei canterà con altri 3 ragazzi sordi. Loro, mentre cantano, guardano i sottotitoli, mentre lei, sentendo, praticamente traduce in lingua dei segni. Solo che nelle canzoni, quando si canta in lingua dei segni, è tutto molto pulito, molto semplice. Perciò il testo dice molto, ma poi in lingua dei segni, come in inglese, in altre lingue, il tedesco, il francese, il giapponese, si parla in maniera diversa l'italiano perché è una struttura diversa. Lei adesso in questi giorni si sta esercitando. Quando la Mirella mi ha detto vieni, io ho detto no, si stava esercitando, ho detto la riprendo per far vedere. Infatti adesso che si sta guardando non lo so. Ma quanto che impegno, gioia. Raffaella, ma state guardando l'impegno che sta mettendo questa bimba, quanti anni ha? Lei a gennaio farà 12 anni, Ecco. a lei adora la musica come adora il ballo, perciò come vedete ha legio, quando sente la musica per lei è gioia, infatti canta anche nel coro Mani Bianche del Veneto, un progetto di cui come sempre non si conosce. Io ho avuto modo di scoprire questa meravigliosa realtà perché per caso guardavo su internet. Fa parte di un progetto unico nel Veneto all'interno di un comprensivo Vedelago dove c'è una maestra straordinaria, dei ragazzi ancora di più straordinari, maschi, femmine, dalla prima elementare in poi. Basta aver voglia di cantare, basta che piaccia la musica. Però di questo per esempio non si sa e io come mamma l'ho saputo guardando su internet perché casualmente in quell'occasione di dicembre avevo letto un articolo dove a giugno di quell'anno, il 2018, erano stati premiati come miglior coro in tutta l'Italia del coro Mani Bianche. Nessuno lo conosce. Allora, se questo vuol dire far conoscere, significa che una mamma come me, ma
come tanti Lo altri. porteremo qui questo coro, Guarda Raffaella? Mirella, a me piacerebbe perché c'è un'orchestra che suona insieme al coro, meravigliosa, di ragazzi giovani, e che basta chiamarli e loro arrivano. E allora? E il coro Mani Bianche, credetemi. Già fatto, Raffaella. Grazie Mirella. Già fatto, Io già mi fatto. emoziono solo quando porto mia figlia, poi quando alle prove. Quando poi arriviamo al concerto sembra tutto diverso, perciò le lacrime scendono. Perché Lisa fa uscire la voce. Ora voi non l'avete sentita bene, lei segna molto più velocemente, cioè qualsiasi cosa lei dica è velocemente in lingua dei segni, molto piano quando si tratta dell'italiano. Però questo non significa non dargli la voce. Vuoi dire qualcosa? Vuoi dire qualcosa? Cosa vuoi dire? Io ho un coro, si chiama A Voci Amiche. Anche tu hai un coro? Sì, esatto. E porteremo anche qui, porteremo tutti i cori. Andiamo. Ok. Allora, però adesso noi, Raffaella, guardiamo un altro filmato che ci farà capire ancora di più. Andiamo a vedere il filmato. Ciao, Leo. Ci vediamo? Quando ci vediamo? Sabato. Sabato, ma quando? Mattina o pomeriggio? Digli io arrivo 11 oppure mezzogiorno, quindi arriviamo come? Tarda? Mattina si apre il giorno, ecco. Se tu stai... Bene, Cammina come? Da soli o insieme? Insieme. E se tu... Scusami, no, ho sbagliato. Se tu cosa? Poi cosa facciamo? Mangiamo come? Insieme. Ciao. Ciao, ciao. Avete capito cosa fa mamma Raffaella con questa bimba meravigliosa che ha solo voglia di parlare? Raffaella, quando è che ti sei accorta che tua figlia non parlava? Allora, ci siamo accorti, lei ha una storia particolare. Lei arriva con un atto d'amore, l'adozione, con i suoi fratelli. Prima noi abbiamo adottato Veronica e Elisa. Guardiamo le immagini della tua famiglia bellissime. Perché noi andiamo anche in vacanza, a volte pensano la gente che noi siamo a casa, invece noi andiamo in vacanza, andiamo a vedere le città, andiamo a vedere il mare, andiamo a vedere la montagna. A Lisa piace, ma piace ai suoi fratelli. Questa è una foto che a me piace molto perché è lei sopra ogni cosa. Prima abbiamo adottato Lisa e Veronica e sono arrivate che avevano 3 anni Lisa e 4 anni e 3 mesi Veronica. Per me sono le mie figlie. Poi a gennaio di quest'anno è arrivato anche Nicola, perché è il fratello, e noi avevamo sempre detto che nella vita se c'era qualcuno dovevamo unirlo. Non ce la facevamo come genitori, un pezzo di pane in meno, ma la felicità perché le mie figlie lo meritano. Allora a 3 anni arriva, era febbraio 2011. Ad agosto vedevamo che dalla lingua russa, dove lei comprendeva comunque tutto, comprendeva l'italiano, ma a volte uscivano le parole e poi andavano via. Avevo chiesto informazioni a tutte le realtà locali, allora all'ospedale di Treviso, ma non riuscivano a capire, mi dicevano guardi signora non riesco a capire. Sono andata nelle varie realtà locali, anche di terapia, dove però non c'era risposta perché non sono informati in questa cosa. Per caso un giorno una mamma, di cui io ringrazierò per sempre a vita, si chiama mamma Marta, del mio paese, parlando così mi dice ma no, c'è un centro meraviglioso a Padova. Ho detto no, non è possibile, a Padova noi siamo di paese, quindi mandami, col passaparola mi ha dato questa informazione. Da lì è iniziata a gennaio 2013, 2013, pensate che percorso ha fatto perché Raffaella? si chiedevano informazioni e nessuno sapeva niente. Comunque ancora ora parliamo di lingua dei segni, mi dicono cos'è? E gli dico no, guardi che siamo normali, anche noi abbiamo la testa, 2 braccia, 2 gambe, parliamo. Perché poi quando si parla la lingua dei segni comunque c'è confusione uguale, solo che è comoda, e vi svelo questo segreto, perché quando mia figlia canta nel coro
o con mia figlia è distante, non serve urlare. Noi con la lingua dei segni facciamo tutto velocemente, non è vero Lisa? È vero Lisa? E c'è un segreto tra me e lei, perciò alla fine si può parlare bene, oppure possiamo fare un po' i monelli e capire. Avete capito il messaggio di Raffaella? Siamo felici se tutti la sanno, perché così è un segreto con tutti. Condiviso. Quindi condiviso. per caso c'è questo passaparola di mamma, per quello credo molto nel passare la parola tra mamma e mamma, Mirella. Bravissima Raffaella. Allora adesso guardiamo il banco solidale. Sì, qua ci ha fornito l'idea Quick e Forno d'Asolo, tutta roba che è surgelata, che oggi e nella prossima settimana daremo alle persone che vengono qui a farci la borsa. Ecco, è sempre molto richiesto anche se sono surgelati? Sì, surgelati sono richiesti in maggior parte da tutti quanti. Ci sono pizzette, ci sono bocconcini, un po' di tutti, ci sono dolci, come hai visto, ci sono dolci, tutte cose che la gente richiede. Avete visto questo banco solidale enorme, questo albero di Natale gigantesco, il presepio, ve lo faremo vedere la prossima settimana. Io so che vuoi dire qualcosa, cosa vuoi dire? Perché do la voce lo scrittore ha detto qualcosa. Vediamo, mi sta guardando con molta attenzione. Sentiamo cosa ha detto Mario Del Bo, lo scrittore. Allora, mentre andava questo servizio, Mario ha scritto col comunicatore e evidentemente questa puntata ha generato anche qualcosa di inaspettato, perché mi ha spiegato Mario che non conosceva da vicino la lingua dei segni e vorrebbe cominciare a impararla anche lui, quindi veramente questo incontro è stato molto molto fruttuoso. Alessandro, ma ho visto proprio che Mario, ma proprio dall'inizio della puntata, era molto attento, ma veramente a tutti i discorsi che si facevano alle immagini. E poi nascono queste idee, avendo conosciuto anche Raffaella, e dice anch'io voglio conoscere la lingua dei segni. Quanto importante sarà per Mario, Alessandro, imparare la lingua dei segni? E poi lo chiediamo anche a Mario. Ma credo che potrebbe essere una grande opportunità per lui. Ecco, quello che io mi reputo veramente privilegiato nell'averlo conosciuto come gli altri, credo, perché lui ha un approccio verso l'umano molto particolare è felice, e Mario. si interessa molto alle storie personali. Questo ne ha fatto anche uno scrittore sostanzialmente, quindi in realtà a livello comunicativo a Mario, anche se non sembra così, ma non manca nulla. Vicino? Sì, Ecco. non manca proprio nulla. Ascolta, passami il becelato un attimo perché le 2 ore sono passate, io volevo andare un attimino, passate il microfono. Andrea? Allora, dobbiamo fare i saluti, Andrea. Come vuoi salutare le persone che sono a casa? Che Natale vuoi dire? Cosa vuoi dire? Allora, io auguro un felice Natale a tutti e speriamo che queste parole non diventino acqua fresca, ma solo chi ha i problemi si rende conto. Quindi anche chi non ce li ha si metta una mano nella coscienza e sia più buono, più leale con tutti. Adesso sentiamo Pietro come fa gli auguri, Pietro, di Natale. Io dico buon Natale e anche buona fine l'anno. Ciao. Ecco,
Sentiamo Luana, come fai gli auguri Luana di Natale? Allora, cosa dici? Io intanto voglio dire che il mio regalo di Natale è quello, cioè intanto buon Natale e felice anno nuovo. Il mio regalo di Natale a tutti è quello di noi disabili siamo sempre uniti e la legge vale anche per gli altri, normali e anche disabili. E auguro un Natale a tutti noi disabili. Cara. Edo, che Natale vuoi augurare? Beh, prima di augurare il Natale vorrei dire una cosa. Da quello che ho sentito da Raffaela, a proposito di mamme, vorrei dire che anch'io ho avuto una mamma che per me è sempre stata presente in ogni attimo, in ogni secondo, e io ogni cosa che mia mamma, come mio genitore, ogni cosa che mi ha insegnato, io l'ho sempre, questa roba qua, l'ho sempre presa a cuore perché l'unica cosa che a mia mamma ho dedicato era solo una. E a mia mamma ho dedicato una cosa soltanto. Avere avuto una casa, un tetto, un letto per dormire e grazie a mia mamma ho conosciuto il mio primo Natale, il mio primo compleanno e il Capodanno. E per me è stata la mia prima emozione più grande e ha reso il mio cuore più forte di quello che io potessi essere. E volevo lanciare un messaggio a Raffaela che sarebbe questo: condividere tutto con i suoi figli perché è anche una cosa sola. Chi ha la mamma, meglio ascoltarla sempre finché c'è. Volevo dire questo, quindi auguro un buon Natale a tutti quanti e un buon 2020 a tutte le persone che ci sono, perché io, dove sono alla solidarietà all'intero Ragindo, si introduce a me Raviglia con i nostri capi Lisa e Lucia. Siamo una forza della natura assieme al Presidente, siamo una cosa sola. Bravo, bravo, bravissimi tutti. Avete sentito che campioni numero uno abbiamo questa sera. La puntata purtroppo è terminata. Presidente, lei che auguri vuole fare? Dopo li facciamo anche noi veramente di cuore, ma lei che auguri vuole fare? Io ringrazio la rete che ci dà questa opportunità di metterci in relazione col territorio e quindi di farci conoscere ancora di più. Io auguro agli ascoltatori, alle loro famiglie, tanta pace, serenità e gioia come quella che traspare dallo sguardo, dagli occhi delle nostre persone qui presenti, delle nostre persone delle comunità. Io ringrazio tutti gli ospiti, ringrazio questi meravigliosi ragazzi, speriamo che il messaggio a casa sia arrivato chiaro, molto chiaro, perché loro veramente sono stati chiarissimi. Io chiedo al nostro cantante
con quale, anzi cantautore, con quale canzone chiude questa puntata. Ricordiamo la musica di Angela, prego. Chiudo con una canzone che ho dedicato a mia sorella, ma che questa sera voglio dedicare anche a tutti voi. È una canzone che parla di condivisione, di amore e quindi di gioia. Bene, sentiamo questa bellissima canzone. Vederti così quale effetto farà? Mi ricordo 2 letti in una camera. Io bambino crescevo con te sempre lì vicino a me. E guardarti così quale effetto farà? È da un po' che ci penso, è la tua volontà diventare più grande. Che peso ha nell'anima? Se sei felice tu, sarò felice anch'io. La vita spesso cambia, ma cambia a modo suo. Che sia dentro un sorriso, in una lacrima, è uno spazio condiviso, la vita che verrà. E pensarti così, quale effetto farà? Sentirai sulla pelle il calore che dà un abbraccio materno, un amore che ti sconvolgerà. Se sei felice tu, sarò felice anch'io. La vita spesso cambia, ma cambia a modo suo. Che sia dentro un sorriso, in una lacrima, è uno spazio condiviso, la vita che verrà. Se siete felici voi, sarò felice anch'io. E non pensare al tempo, lui passa a modo suo. Hai già questa occasione, questa opportunità di vivere davvero la vita che verrà. La vita che verrà. La vita che verrà. Riccardo Buscemi, la musica di Angela, buonanotte, grazie a tutti, ciao!